perde il pallone Crawford, glielo scippa Pecchia che fa subito correre il tiro ancora di James Woodard che segna la terza tripla consecutiva. Qui bel rimbalzo di Crawford dopo l'errore di Burns, si torna proprio da Burns che pensa per un attimo alla schiacciata alla Michael Jordan dalla lunetta. Disturba forse con la stoppata Kennedy, si va dall'altra parte immediatamente, la tripla ancora! Questa volta di Jazz Johnson. Cantù ha iniziato in maniera incredibile. Sospetto tra Woodard e Sherry. Qui a rimbalzo dopo l'errore di Moss, si va fuori da Crawford che si alza per il tiro da 3 punti. Si sblocca anche Brescia, non è propriamente indimenticabile col semigancio mancino, lui che è mancino. Ma qui non trova fortuna. Kalinowski prova ad accendersi ancora. Kalinowski, seconda tripla consecutiva ai time out, questa volta chiamato da Cesare Pancotto. E 3 secondi per chiudere il quarto, si va da Procida che si alza da lontanissimo. Gabriele Procida, buzzer beater fenomenale del classe 2002. Con Kalinowski che pensa per un attimo al tiro, riapre per Crawford, superiorità numerica in questo caso per Brescia. Kalinowski ancora, quarta tripla della sua partita, 12 punti. Kennedy, Burns però ancora una volta, come è successo nel finale di secondo quarto, gli è appiccicato, gran palla di Sherry, gran schiacciata di Andrew Crawford. Tripla che tra l'altro aveva segnato. Adesso è arrivato anche il fallo tecnico, comunque i dubbi un po' persistono qui Kennedy servito da Lunen, secondo canestro consecutivo, palleggio di Johnson che però qui forza il pallone. Vitali con la palla per Crawford che segna. Poi Woodard per un attimo pensa ad armare la sua mano mancina, poi prolunga il palleggio contro Kenny Sherry, 5 secondi per chiudere i 24, palleggio sotto le gambe e poi si alza ancora James Woodard. Sono 6 su 8 da 3 punti per Brescia. Si è arrabbiato un po' Pancotto con la sua squadra, qui Moss per chiudere il terzo quarto, risponde a Procida David Moss. Che è marcato strettissimo da Parrillo che non gli lascia il tempo neanche di andare in bagno. Il pallone per Woodard, ancora James Woodard. Poi Johnson in qualche modo riesce a trovare la via del ferro, la via del tabellone che è sempre in questa gara. Luca Vitali, 10 secondi per chiudere 24 per Brescia. Vitali ha tanto spazio, deve provarci da 3 punti. Luca Vitali rientra e subito rimette Brescia a -2. È fondamentale canestro di Drew Crawford, 8-0 di parziale per la Germania. Ma si gioca Vitali, 8 secondi per chiudere la partita o eventualmente l'ultimo quarto se si andasse ai supplementari. Kennedy contro Vitali, scarico per Crawford all'ultimo secondo per vincerla, lo sbaglia e dunque overtime. Woodard, Jazz Johnson invece su il folletto canadese numero 11 che si alza per il tiro, sbaglia, forse anche un tocco, poi l'extra pass di Burns per Kalinowski che si alza e segna da 3 punti. Tyler Kalinowski. Kenny Sherry adesso l'energia difensiva di Brescia, qui Woodard va dentro, cameriere allo scadere dei 24 con i 2 lunghi pronti a bloccare, in questo caso Burns e Moss. Vitali alla Peppe Poeta da 9 metri. Vitali apre per Kalinowski, 4 secondi, deve forzare Kalinowski, non fa fallo. Kennedy sbaglia il tiro, poi a rimbalzo si lotta Woodard, occhio, 2 secondi per ripareggiarla. Woodard deve forzare ma non tira in tempo e sbaglia e dunque Brescia con un finale al cardiopalma e al supplementare vince 9-2, 8-9 in casa di una stupenda però Acqua San Bernardo Cantù.